Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, una giornata importante per la politica del Veneto perché c'è un altro incontro a Padova dopo quello dell'altro giorno a Verona tra il presidente Luca Zaia e il leader della Lega Matteo Salvini. Sarà un'occasione per chiarire molti punti in vista delle elezioni dopo il travaglio della Lega con l'espulsione di Gian Antonio D'Arès. Ci collegheremo tra pochissimo con Valentina Visentin, però iniziamo dalla cronaca, vediamo il titolo del Gazzettino Quotidiano del Nord-Est. A Padova bloccano un 13enne in bici per rubargli soldi e lo picchiano. Sono stati arrestati 3 minorenni e su questo vediamo il servizio della nostra redazione. Accerchiato dalla banda, picchiato e minacciato. La vittima, un 13enne padovano, aggredito lunedì pomeriggio da 3 ragazzi che lo volevano rapinare. Si tratta di un 15enne, un 16enne e un 17enne che sono stati individuati e arrestati dalla polizia, allertata dalla telefonata della vittima. L'aggressione è avvenuta in zona Ponte Molino. Il 13enne era in sella alla sua bici quando è stato bloccato da un gruppetto di giovani che, minacciandolo, gli hanno chiesto di consegnare tutti i soldi. Al rifiuto del 13enne hanno iniziato a schiaffeggiarlo e a frugare nella sua borsa tracolla. Non trovando nulla, lo hanno preso anche a calci. Il 13enne però è riuscito a dare l'allarme e quando la volante è arrivata, la baby gang era già scappata. I 3 aggressori sono stati individuati poco lontano da Piazzetta Forzatè, giovani di 15, 16 e 17 anni. Hanno tutti precedenti in materia di reati contro la persona e reati contro il patrimonio. Il più piccolo ha spintonato gli agenti che lo volevano identificare ed è stato denunciato. Anche per questo si è scoperto che insieme al 17enne la sera prima aveva danneggiato e rubato in un supermercato di Piazza De Gasperi insieme ad un 27enne. Tutti e 3 sono stati arrestati per tentata rapina in concorso. Il 15enne e il 16enne sono stati portati all'Istituto per minori di Treviso, mentre il 17enne è stato affidato ai genitori. Un quarto ragazzo, invece, era solo presente ma non ha preso parte all'aggressione. Servizio di Francesco Rattai, andiamo in diretta adesso a Padova da Valentina Visentin perché, come vi dicevo, è tornato in Veneto Matteo Salvini. Oggi l'incontro con Luca Zaia, tanti problemi di cui i 2 leader, il governatore e il leader della Lega, parleranno. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno direttore, sono seduti fianco a fianco in prima fila nella platea del centro congressi di Padova Luca Zaia e Matteo Salvini, anche se proprio in questo momento il ministro per le infrastrutture sta parlando. L'occasione di questo nuovo incontro tra il governatore del Veneto Luca Zaia e il segretario, il leader della Lega Salvini, qui per un evento organizzato dal Ministero delle Infrastrutture, l'Italia del Sì 2023-2032, un incontro per fare il punto su tutte le infrastrutture e le grandi opere che verranno realizzate nel nostro paese, in particolare nel Veneto, nei prossimi 10 anni. Si è parlato tanto di Pedemontana, del futuro finanziamento che poi ci sarà e sarà ufficializzato settimana prossima per la strada statale 12 che collegherà Vicenza a Verona, la strada della Bettone Brennero. Per quanto riguarda la Pedemontana, nuove inaugurazioni sono previste per aprile con il completamento dell'opera. Salvini ha poi detto, parlando con i giornalisti, perché ovviamente le domande sono state molte sulla questione del terzo mandato, sul futuro della Lega in Veneto dopo l'espulsione anche dell'europarlamentare Gian Antonio D'Arès. Molti hanno chiesto qual è il suo rapporto, se si sente con Zaia dopo la bocciatura dell'emendamento sul terzo mandato in Senato. Ha detto: sento Zaia tutti i giorni più di mia madre, ha detto scherzosamente Salvini, che ha ribadito il suo pieno sostegno a Luca Zaia, ma già ha fatto delle ipotesi per il futuro del governatore qualora non passasse l'ipotesi del terzo mandato. Salvini si è sbilanciato dicendo di vedere molto bene Luca Zaia in Europa, ma a questo proposito sentiamo uno stralcio della lunga intervista rilasciata da Matteo Salvini ai giornalisti. Nell'ultimo contratto di programma di ANAS, ad esempio, ci sono i milioni necessari per Buttapietra e per la statale 12, la pista di bob a Cortina, gli aeroporti di Venezia, di Verona, di Treviso, l'alta velocità, Verona, Vicenza,
vuol dire tanti posti di lavoro per i veneti, tanto lavoro per le imprese venete, meno tempo in coda e più sicurezza, e quindi a 1 anno e poco più dall'insediamento da Ministro dei Lavori Pubblici vengo orgogliosamente in una delle capitali mondiali del lavoro a portare in dote tanto lavoro, che è il mio mestiere. La Vicenza-Padova dell'alta velocità? Adesso noi stiamo seguendo coi tempi PNRR, chiusura giugno 2026, ho fatto i sopralluoghi sui cantieri, la tratta fra Brescia, Verona e Vicenza. L'obiettivo poi è arrivare a Venezia e arrivare a Trieste, quindi nei contratti di programma di RFI ci dovrà essere il completamento ovest-est, quindi arrivare velocemente in treno da Torino a Trieste e dal 2032 arrivare in treno in Austria attraverso il Brennero e in Francia attraverso Lione. Quindi l'obiettivo 2032 è qualcosa su cui stiamo lavorando giorno per giorno. Noi stiamo investendo fra ferrovie, strade, autostrade nei prossimi anni quasi 200 miliardi. E se lo facciamo bene, come hanno fatto i nostri genitori nel secondo dopoguerra con l'autostrada del Sole, noi veramente diamo un'energia e una botta al paese in positivo come accade negli anni 50 e negli anni 60. Servono le piccole opere, oggi ho parlato col sindaco di Albignasego per una variante o il sindaco di Padova per un ponte e una bretella da 45 milioni di euro, quindi per me è fondamentale l'opera nel piccolo comune padovano da 5 milioni e sono fondamentali le Olimpiadi, il ponte sullo Stretto, la TAV, il Mose, quindi serve tutto. Se il paese è fermo e se ci sono zone del paese più indietro e troppi sprechi è perché non c'è l'autonomia. Io stamattina presto ho messaggiato col Presidente del Consiglio Meloni, con cui c'è totale sintonia, che ne scriva qualche giornale, l'autonomia farà bene a tutta Italia, non solo ai veneti e ai lombardi che l'hanno chiesta, e quindi noi porteremo a casa nei tempi previsti l'autonomia che serve al paese il prima possibile. Poi l'autonomia sarà una riforma epocale per i prossimi 100 anni, quindi se arriva il 6 giugno o il 16 giugno l'importante è che arrivi, e su questo la maggioranza è compatta. Secondo me, se un cittadino si trova un bravo sindaco, un bravo governatore, ha diritto di sceglierlo 2, 3, 4, 5, 15 volte. Non c'è un limite dei mandati per i parlamentari, per gli europarlamentari, per i ministri, perché ci deve essere per i sindaci e per i governatori. La proposta è chiara, la Lega lo sostiene da anni, ovunque, alla Camera e al Senato, ce la siamo votata da soli, perché il PD, Fratelli d'Italia, Forza Italia, i 5 Stelle e tutti quanti hanno votato contro. E quindi, siccome in democrazia di alleanza di governo, però in Veneto la Lega preferisce andare da sola piuttosto che con Fratelli d'Italia. Lavoriamo per il centrodestra unito, ovunque. Non c'è Zaia in Veneto, la Lega vuole andare da sola. Lavoriamo per un governatore leghista col centrodestra unito. Mi pagano per lavorare, non per polemizzare. Ci sono 2 o 3 persone che la pensano in maniera diversa su migliaia e migliaia di amministratori iscritti in Veneto, ce ne faremo una ragione. Ma lei va d'accordo con Luca Zaia? Ma ci sentiamo più con Luca Zaia che con mia madre. Avete sentito le parole di Matteo Salvini prima di entrare in sala. Qui dal Veneto anche Luca Zaia ha parlato delle nuove opere, dicendo che lunedì verranno inaugurati 2 nuovi bacini di laminazione che hanno preso vita, il progetto ha preso vita dopo l'alluvione del 2010, e poi ha parlato anche della pista di bob di Cortina. Il governatore all'ingresso prima di entrare ha parlato anche della questione del terzo mandato. Io vi restituisco la linea allo studio e vi lascio con le parole di Luca Zaia da Padova. L'emendamento è presentabile in qualsiasi provvedimento da qui fino allo scadere del problema. Diciamo che è un tema che deve affrontare il Parlamento, non perdo le mie giornate per parlare di queste robe. È stato però un piccolo stop anche all'autonomia. Ma a me non risulta che ci sia uno stop all'autonomia, l'autonomia va avanti, c'è questo provvedimento in discussione alla Camera, verrà votato alla fine perché accadrà quello che è accaduto al Senato. Se non fosse così vorrebbe dire che la maggioranza viene meno uno dei pilastri del programma di governo. Però era una promessa quella di farlo prima delle europee. Non ho mai sentito nessuno promettere di farlo prima delle europee. La speranza è quella di farlo prima delle europee, però non c'è, io non ho sentito nessuno promettere di farlo prima delle europee. Tony D'Arè ha detto, anche Zaia però deve prendere, l'amministratore Sima deve prendere una posizione politica, lui l'ha detto, gli piaceva la vecchia Lega Nord. Ma la politica è amministrare bene. Altro? Zaia ci sarà alle regionali? In che senso? La sua lista con lei? Hanno detto, lo stesso Salvini l'ha lanciata, una lista Zaia eventualmente. Ma guardate, io leggo un sacco di cose rispetto al mio futuro. A volte sono entusiasmanti, altre volte imbarazzanti, altre volte sono veramente dei voli pindarici. Non aggiungo altro, nel senso che
il mio futuro lo programma quando sarà ora di programmare il mio futuro. Vedo però che molti sono interessati al mio futuro, quindi come si dice, dormi preoccupato. C'è un po' di mal di pancia in Veneto per il ponte di Messina, che è una grande opera, che è nazionale, ma che risucchia un sacco di soldi, quindi sa, un po' teme che qualcosa poi non arrivi in Veneto. Ma guardi, questa domanda penso me l'abbiate fatta 2-3 milioni di volte, nella speranza sempre di trovare qualcuno che fa polemica. Andate a casa senza polemica. Via del Mare e i bacini di laminazione sono tra le infrastrutture che fanno parte della progettualità? Questa è una domanda che è contestualizzata, visto e considerato che lunedì noi inaugureremo i 2 bacini di Trisseno, che sarà una delle mega opere che abbiamo voluto mettere a terra. C'è da dire che abbiamo programmato 23 bacini, ne vogliamo programmare ancora. E ricordo che quando si parla di infrastrutture in questo paese bisogna ricordarci che le infrastrutture sono anche quelle idrauliche, che prevedono grandi sforzi, grande programmazione, grande confronto con il territorio, ma che hanno dimostrato con il modello Veneto che riescono a prevenire allagamenti e danni poi alle città, ai cittadini e alle attività. E questo parte dal 2010, che con il programma che ho voluto mettere in piedi, che l'ho definito il piano Marshall a tutela del dissesto idrogeologico, e i risultati li sta dando. Via del Mare? Sulla Via del Mare io penso che il confronto sia necessario, dopodiché vi ricordo che questa è un'infrastruttura che noi portiamo avanti ormai penso da più di 10 anni, e quindi sarà la fase del confronto col territorio, alla luce del fatto che vi ricordo che questa era una gara già in piedi, che io ho fermato sentendo anche la Procura nel 2014 a seguito del Mose. La gara poi è stata esperita negli ultimi anni, o meglio ha avuto la sua conclusione negli ultimi anni con l'aggiudicazione, e adesso si va avanti ovviamente cercando di trovare, come accade in tutte le infrastrutture, Pedemontana Docet, ovviamente un accordo col territorio. Presidente Zaia, ovviamente stasera nei nostri telegiornali tutti i dettagli dell'incontro con Matteo Salvini a Padova. Alle 13.15 in questa edizione di Focus TG avremo collegato sull'autonomia il professor Mario Bertolissi, che fa parte della delegazione trattante, e quindi vedremo di fare il punto sulla riforma. Avete sentito Zaia che ha detto non ci sono bastoni tra le ruote, ma si sente dire che Giorgia Meloni avrebbe detto spostiamo l'autonomia dopo le europee, e che sarebbe quindi un dispetto alla Lega, così dicono tanti osservatori. Ma adesso torniamo alla cronaca, andiamo subito a Brendola da Luisa Bertini, dove l'utilizzo, l'attivazione dei controlli di vicinato ha sortito dei buoni effetti. Sentiamo in diretta a te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Brendola in compagnia del sindaco Bruno Beltrame, del vice sindaco e di uno dei cittadini che è stato l'artefice e il promotore di questa iniziativa, che sono i controlli di vicinato. Tutto è partito nel 2022, quando ci fu un'escalation di furti qui sul territorio, 105 furti in abitazione, e quindi i cittadini si dissero tra loro mettiamoci insieme per fare qualcosa, e questo qualcosa ha sortito degli effetti. Da 17 famiglie sono diventate 88 le famiglie che hanno aderito ai controlli del vicinato. Oggi siamo stati appena adesso in conferenza stampa perché c'è un ampliamento previsto e perché appunto ha sortito degli effetti. Sindaco. Sì, diciamo che il controllo di vicinato qui funziona bene, e oltretutto va a implementare quelle che sono già delle sorveglianze già evidenti, che abbiamo tutti i varchi di ingresso del nostro paese, e con i targa system abbiamo tutte le palestre che sono monitorate con delle telecamere, ma il controllo di vicinato dà quel qualcosa in più che serve appunto da deterrente, tanto che i furti negli ultimi mesi nelle zone dove ci sono il controllo di vicinato sono caduti in maniera molto forte, e quindi per noi questa cosa funziona, la dobbiamo implementare e cercare di ampliare tutto il territorio, perché in questa maniera vediamo come il cittadino diventa attivo, collabora con l'amministrazione comunale e con le forze dell'ordine, e otteniamo degli effetti veramente diciamo che non ci credevamo neanche noi quando siamo partiti, e ringrazio appunto i cittadini che hanno fatto questa scelta, che dà la possibilità appunto di arrivare a sistemare e a dare sicurezza a tutta la cittadinanza, soprattutto dopo gli eventi che ci avevano preoccupato nel 2022, dove avevamo avuto tutta una serie di furti abbastanza
importanti nel nostro territorio, visto che siamo vicini anche all'autostrada, ma rendere appetibile per questi furti, per cui insomma, con questo controllo riusciamo a monitorare, a controllare meglio il nostro comune. Ecco, Vice Sindaco, lei prima metteva in luce anche un aspetto particolare che è quello della socialità, cioè di fatto anche tra tante case separate dalla campagna adesso c'è più solidarietà tra vicini. Questo ha comportato anche il controllo di vicinato, oltre che l'abbattimento dei furti e della microcriminalità. Certo, il controllo del vicinato viene visto anche come un'attività civica e sociale e come punto di riferimento per persone anziane o sole che vivono nella porta accanto. Quindi il controllo del vicinato, questa è una cosa anche importante perché sono valori morali che si stanno perdendo, il fatto di vivere il vicinato, la contra, eccetera, eccetera. Quindi questo porta anche a un ritornare a una tradizione molto importante. Grazie Vice Sindaco, torno da lei perché nella sua via, che è stata un po' la promotrice, la via da cui è partito il tutto, avete anche affisso, non so se lei ce l'ha a portata di mano, avete affisso questi cartelli proprio per indicare che aderite, che partecipate al controllo di vicinato. Voi siete cittadini attivi a tutti gli effetti. Come è partita l'iniziativa? Come sta andando? Sì, l'iniziativa è partita, come detto poco fa, da dei furti che sono successi nella nostra zona e quindi assieme ai nostri vicini abbiamo deciso di agire e di diventare protagonisti per il controllo del nostro quartiere. Ecco, lei è referente di zona e quindi le segnalazioni dei cittadini quando vedono qualcosa che non va, diciamo, in termini ordinari, segnalano a lei e lei si rivolge direttamente alle forze dell'ordine. È un po' questo la catena di avviso. Sì, naturalmente per le emergenze ogni cittadino chiama direttamente le forze dell'ordine, però per i segnali, quei segnali sospetti che poi possono portare a azioni malavitose, a quel punto lì sì, i cittadini segnalano al coordinatore e il coordinatore poi segnala alle forze dell'ordine. Ecco, io ringrazio i nostri ospiti. Direttore, a te la linea. Grazie molte, grazie. Terremo i nostri telespettatori aggiornati su questi controlli e anche quelli che sono in corso di svolgimento in tutte le nostre province per arginare i reati contro il patrimonio, i furti nelle abitazioni. E a proposito di sicurezza, adesso andiamo a Mestre in Viale Piave perché c'è Anna Maria Parisi con Giampaolo Conte, che è un residente storico di Viale Piave, minacciato da un uomo dalle cui minacce non ha potuto far altro che trovare riparo in un albergo. A te Anna Maria. Sì, eccoci direttore, buongiorno. Siamo esattamente ai giardinetti di Via Piave a Mestre e siamo sempre a Mestre con Giampaolo Conte. Come dicevi bene tu direttore, volto storico della città, non solo come residente ma perché denuncia ogni giorno sulle pagine Facebook e robe del quartiere Piave cosa non va. Giampaolo, buongiorno. Lei era qui con Black, il suo pincher, l'altra sera quando proprio a questa altezza dove ci troviamo noi, quando cosa le ha detto questo ragazzo che le si è avvicinato? Questo ragazzo che mi si è avvicinato mi ha detto: se non mi aiuti io sono disposto a mandarti all'ospedale, così, di brutto, in perfetto italiano, sicché era un ragazzo bianco di colore. Ecco, e quindi lei era qua a passeggio col suo cane, erano le 9:45, 21:45, sì, quindi era sera? Circa le 10, ormai 10 meno 5 quando è successo il fatto. E lei diceva ero sotto questo lampione dove ci sono le telecamere, però il lampione era rotto. Sì, il lampione è spento, sono 2 o 3 giorni che è spento, almeno me ne sono accorto ieri sera proprio che il lampione è spento, però diciamo la luce c'è comunque. Ecco.
Cos'è successo? Lei era a passeggio col cane, le si è avvicinato questa persona, diceva un ragazzo su intorno ai 30 anni, bianco, dall'aspetto anche molto curato, e le ha chiesto che cosa? Sì, mi ha chiesto di dargli dei soldi, di aiutarlo per prendere da mangiare. Io ho detto alle 10 di sera non c'è che sia qualcosa, poi io non ho intenzione, sì, ma io ho bisogno, chi mi aiuta? Non sono io che devo aiutare chi mi chiede di soldi. Poi Certo, proprio... non aveva niente con sé, diceva che non aveva portato portafogli proprio volutamente no. Per non essere oggetto e preda, insomma, di possibili malviventi, cosa che invece poi è successo. Quindi quando le ha detto questa frase, se non mi aiuti io ti mando all'ospedale, lei cosa ha detto? Si è guardato intorno? Sì, mi sono guardato intorno e non c'era proprio nessuno nei giardini, sì che non avevo praticamente via di scampo, perché ho guardato dietro di lui non c'era nessuno, avanti non c'era nessuno, però mi è scattato un qualcosa perché sinceramente ho preso paura. Io è la prima volta che vengo minacciato così apertamente. E pensare, avevo anche il cane, sì, che il cane su una mano, l'altra mano libera, ma non avevo niente né in tasca, niente da potermi difendere. Mi sono proprio sentito in una condizione di pericolo e molto male, al che è stato un lampo. Mi è venuto, io adesso scappo. Sarà da vigliacco? Non credo. Beh, insomma, scatta l'autodifesa e il senso, insomma, di protezione verso se stessi, quindi si è messa a correre per cercare riparo e l'ha trovata in un albergo nei paraggi. Ma certo, io come mi è balenata, diciamo, quest'idea, sono partito a razzo per quanto posso correre. Insomma, sono di 80 anni ormai anch'io. Sì che sono partito, sono andato giù del marciapiede e sono sbucato in via Sernaglia. Lì ho visto che l'hotel Roberta era illuminato, sì che era aperto, e mi sono diretto di corsa sempre verso l'albergo. Al che quasi raggiunto l'albergo mi sono girato e ho visto che la persona mi ha seguito fino all'altezza di via Colmoschin. Quindi si era messa a correre anche il suo potenziale aggressore? Sì, certamente. Rincorsa, però poi nel momento in cui lei è entrata in albergo lui è rimasto fuori. Sì, lui è rimasto già all'altezza di via Colmoschin, sì, che a una trentina di metri da me. Che cosa ha fatto? Ha chiamato il 112, mi raccontava? Al che lui è ritornato nei giardini e io sono tornato all'altezza di via Colmoschin, ho chiamato il 112 e sinceramente mi hanno risposto in pochissimo tempo i carabinieri, però mi hanno detto che in zona c'era la polizia, era zona della polizia, che stassi in attesa che mi passavano la polizia. Ecco, l'unico punto è che, diciamo, prima che mi risponda la polizia sono passati altri 5 minuti, sicché io sarei stato malmenato alla grande in questo tempo. Durante il quale poteva accadere qualsiasi cosa, per fortuna non è stato così. Senta, lei sa descrivere, l'ha visto, proprio eravate faccia a faccia, le camminava a fianco così come sono io adesso con lei, lo saprebbe descrivere, saprebbe fornire un identikit? Sì, certo, perché lo descriva. Era un po' più alto di me, magrolino, aveva una berretta di lana bianca, baffi neri, pizzetto nero anche ben curato, aveva un giubbino e era un ragazzo normale, diciamo, non presentava segni di droghe o alcol o altro. Dunque, per concludere, senta Giampaolo, lei naturalmente ha ricevuto la solidarietà anche di diverse persone che le hanno scritto? Sì, perché dopo che ho finito di parlare con la polizia, che anche la polizia mi ha dato un supporto, perché effettivamente ero agitato, era la prima volta che mi capitava. Capisco adesso benissimo cosa provano le persone quando vengono proprio anche strattonate oppure derubate per strada, è una cosa che io per fortuna sono scappato, ecco, e non ho subito questo, però io mi sento ancora scosso da questa situazione. Diceva comunque lunedì, quando ci sarà l'incontro tra le 36 associazioni del territorio per chiedere questa data, per fare questa marcia per la sicurezza, si mobiliterà anche lei quando si saprà qualcosa di più? Ma certamente, io ho fatto che la prima marcia, di conseguenza ed eravamo già
così a detta di stampa un 5.000, speriamo che questa volta ce ne siano ancora di più, ma soprattutto che serva a mobilitare, a fare qualcosa, a smuovere. Io non posso dire che le forze dell'ordine non ci sono, come anche la mia aggressione, diciamo, che c'è stata, non si può pretendere che siano subito pronte. Io questo lo capisco benissimo, il lavoro è fatto, perché via Piave non è più la via Piave di 7-8 mesi fa. È migliorato o peggiorato? Per me è migliorata, perché anche adesso, se guardate in giro, non c'è anima viva di spacciatori, almeno in questo giardino non c'è. Allora, con questa sventata fortunatamente aggressione nei confronti di Giampaolo Conte, che comunque risulta tuttora emotivamente molto scosso, perché comunque si è trattato di uno shock, una violenza emotiva che ha subito. Restituisco la linea e ringrazio Giampaolo Conte. Grazie a tutti. Grazie Anna Maria Parisi e solidarietà a Giampaolo Conte, che ha il coraggio di denunciare spaccio, degrado di Mestre da molti anni, ma non c'è nulla da fare, a quanto sembra, per fermare i borseggiatori, i pickpocket, nonostante gli allarmi di Monica Poli e dei cittadini non distratti. Una vera e propria lotta che finora sembra in parte inutile, perché è stato addirittura borseggiato il ministro del Tribunale Costituzionale del Cile, e qualche mese fa era accaduta la stessa sorte al ministro della Cultura brasiliano. Appena messo piede a Venezia è stato alleggerito del portafoglio. José Ignacio Vázquez Márquez, ministro del Tribunale Costituzionale del Cile, in visita istituzionale per i lavori della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il diritto, la Venice Commission, è l'ultima vittima delle razzie dei borseggiatori, e tra le personalità politiche si affianca il ministro della Cultura brasiliano Margareth Menezes, che qualche mese fa, in visita ufficiale in Laguna, aveva chiesto espressamente di utilizzare i mezzi pubblici per vivere Venezia come un cittadino qualunque, e ne era scesa anche lei alleggerita del portafoglio. Márquez era atteso anche a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, tra gli altri da Luciano Sandonà, presidente della prima commissione consiliare, che si occupa anche di relazioni internazionali. Il borseggio avvenuto ai danni del ministro della Corte Costituzionale cilena, il dottor Vázquez, è l'ennesimo episodio di microcriminalità che c'è stato a Venezia. Ce ne sono stati segnalati tantissimi anche negli scorsi mesi. Credo che questi episodi sia ora di dare un taglio definitivo, perché queste persone che agiscono in questa maniera nella splendida nostra città di Venezia sono sempre le solite, sono stati individuati fra l'altro non solo dalle autorità competenti, ma anche da un gruppo pubblico che denuncia periodicamente ciò che succede a Venezia. Recentemente proprio il gruppo dei cittadini non distratti aveva lanciato l'allarme su come i borseggiatori a Venezia non siano più piccoli criminali che vivono di espedienti giorno per giorno, ma affiliati ad organizzazioni più ampie con ramificazioni internazionali. Intanto il ministro del Tribunale Costituzionale del Cile è se non altro riuscito a salvare il passaporto che si trovava su un'altra tasca, ma per tutto il resto è dovuto ricorrere all'aiuto del consolato del suo paese. Occorre trattare con maggiore durezza e maggiore responsabilità tutto ciò che succede a Venezia, perché non ne va solo l'immagine di Venezia, ma anche l'immagine del Veneto e del turismo nel nostro paese. Il servizio di Filippo Fois, e adesso andiamo sempre avanti con la cronaca. Carabinieri RIS di Parma in azione a Pieve del Grappa per cercare le prove. Altri rilievi vengono effettuati nella zona in cui era stato ucciso a coltellate da un 17enne un giardiniere albanese. Sentiamo subito in diretta Daniela Sizzia. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo a Pieve del Grappa, dove, lo ricorderete, il 21 gennaio scorso fu trovato il corpo di Bledar Dedi, il 39enne albanese colpito a morte a coltellate da un minorenne, un 17enne del posto, che è stato arrestato lo scorso febbraio. Lui ha collaborato, reo confesso, ha collaborato con la magistratura, ha confessato di aver ucciso Bledar.
mancano ancora alcuni tasselli di questo puzzle davvero difficile da ricostruire, come quello del movente, il perché avrebbe ucciso Bledar. E qua in questa zona, a pochi chilometri proprio da qua, nel cimitero di Crespano, i cittadini avevano visto dei movimenti delle forze dell'ordine ed effettivamente i carabinieri sono tornati qua in zona, perché probabilmente, grazie anche alle dichiarazioni rilasciate dal 17enne, stanno cercando l'arma, il coltello che avrebbe con cui avrebbe colpito il 39enne albanese. Lo stanno cercando in una zona davvero impervia. Fino ad ora è difficile da praticare perché aveva piovuto, è un dirupo, è un bosco. Lui probabilmente sembra, ci dicevano anche i cittadini, perché si può accedere attraverso una strada, poi una zona pedonale, lui probabilmente da questa zona pedonale è arrivato in questo dirupo ed ha lanciato il coltello, sembra, in questa zona. Ovviamente mettiamo il condizionale perché questo se ovviamente tutte le dichiarazioni sono ovviamente veritiere ed accertate poi con il ritrovamento dell'arma. Quindi i carabinieri hanno dovuto attendere il bel tempo e sono andati adesso lì in zona. Dovreste vedere le immagini che vi abbiamo girato questa mattina e stanno cercando, stanno battendo a settaggio questo bosco alla ricerca di questo coltello, che è un po' l'ultimo tassello che manca. Mancano anche ancora le chiavi dell'auto di Bledar. Ricordiamo che l'auto era stata ritrovata chiusa, quindi il 17enne, dopo aver colpito il 39enne con le chiavi della macchina della vittima e con il coltello, ha percorso 1 chilometro, fra l'altro immortalato dalle telecamere di videosorveglianza di questa strada, e si sarebbe fatto dare un passaggio fino a Crespano, dove probabilmente già nella serata si è disfatto dell'arma del delitto. Ricerche che sono in corso in questo momento, una zona, ricordiamo, impervia, quindi difficile e anche molto vasta, quindi insomma, e fra l'altro sono passato diverso tempo, quindi i carabinieri stanno davvero con il metadetector, stanno cercando quest'arma e sperando insomma di ritrovarla. Ecco, se dovessi avere aggiornamenti, direttore, io le richiedo la linea, noi proviamo ad andare a vedere se qualcosa è stato trovato. Grazie molte a Daniela Sizzia da Pieve del Grappa. La Procura della Repubblica di Rovigo ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di una donna di nazionalità marocchina, 38enne, accusata di aver causato la morte del figlio nato nell'agosto scorso a Rosolina. Il giudizio immediato è stato fissato per il 10 maggio prossimo davanti alla Corte d'Assise e l'imputata potrà chiedere un giudizio abbreviato. La donna, che ha un altro figlio, è stata arrestata su richiesta della Procura e si trova in carcere su ordinanza di custodia cautelare per il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e anche il pericolo di fuga. Le indagini erano state avviate in base alla segnalazione trasmessa dall'ospedale di Padova dopo la morte del bimbo a 3 mesi, che evidenziava nel referto traumatismi cerebrali e midollari, tipiche della sindrome del bambino scosso con trauma cranico abusivo. Vi ricordate purtroppo il femminicidio di Vanessa Ballan, trucidata dall'ex amante nella sua abitazione di Riese Pio X. Bujar Fandai, questo è il nome dell'assassino, ha reso dichiarazioni spontanee e ha scritto la sua verità, e cioè che non voleva ucciderla. È un po' strano perché quando si entra nell'abitazione di qualcun altro armati di coltelli e martello, non credo che si vada a prendere un caffè. Vediamo. Bujar Fandai, l'imprenditore quarantenne di origine kosovara, ha preso carta e penna ed ha scritto alla procura dichiarazioni spontanee sulle quali ora sono scattati gli accertamenti. Verrà passata a setaccio ogni affermazione, anche attraverso verifiche testimoniali. È la prima volta, dopo quasi 2 mesi dall'efferato delitto, che l'uomo ha deciso di dire la propria verità. Non ci sarebbe stata l'intenzione di uccidere la donna, come invece ha ipotizzato l'accusa, contestandogli l'omicidio volontario pluriaggravato. Oltre 3 pagine per raccontare i ricordi
ricostruire quel terribile 19 dicembre, quando ha fatto irruzione nella casa di Vanessa, che la vittima condivideva con il compagno e il figlio di 5 anni. La versione di Van Dijk qui sarebbe chiara: non voleva uccidere, ma chiarire quella storia che lui non voleva lasciare andare. Lei, incinta, aveva deciso di continuare la propria vita con il compagno, ma Van Dijk non accettava la fine della relazione. Sarebbe dunque andato presso la casa della 26enne per parlare. Dopo aver scavalcato la recinzione, perché probabilmente sapeva che lei non avrebbe voluto discutere più con lui, ha fatto irruzione scassinando una porta-finestra. Vanessa se l'è trovato davanti, nulla ha potuto fare per difendersi, forse ad innescare la furia omicida una lite e poi i colpi che hanno annientato la giovane colpita più volte con un coltello. Secondo le indagini, dopo la rottura definitiva della storia, Van Dijk avrebbe iniziato a perseguitare Vanessa fino a minacciarla di far vedere un video di un momento intimo fra loro due. Da qui la querela di Vanessa presentata il 25 ottobre e poi l'escalation delle persecuzioni fino al drammatico omicidio. Dopo le dichiarazioni di Nordio, che sull'operato della procura ieri ha detto nessuna incuria nei doveri da parte delle autorità competenti, il procuratore di Treviso Marco Martani ha aggiunto: dopo la denuncia che riguardava il ricatto attraverso il video, la magistratura aveva fatto immediatamente eliminare quelle immagini, impedendo così ogni altro tentativo di minaccia. Nessuno avrebbe mai pensato potesse arrivare ad armarsi ed uccidere. Servizio di Daniela Sizia. Oggi in regia ci sono Tony Esposito e Italo Morao e andiamo avanti con la morte di Semir Oloman, il 24enne di Moriago della Battaglia, che si trovava nell'auto con 2 amici schiantatasi contro un albero 8 giorni fa, la 18ª vittima della strada nella Marca da inizio dell'anno. Noi eravamo come dei fratelli, cioè noi fai conto ogni sera dopo il lavoro ci trovavamo sempre qua da lui nel garage e stavamo un po' insieme a bere 2 birrette, fare 2 chiacchiere, giocare alla play, comunque eravamo sempre insieme, però è stato portato via. Non ce l'ha fatta Semir Oloman, 24 anni, vittima dell'incidente in cui è stato coinvolto in via degli Arditi a Moriago della Battaglia la notte tra il 5 e il 6 marzo. Lo schianto violento a tarda notte contro un albero. Gravissime sin da subito le condizioni di Semir, trasportato in elisoccorso all'ospedale di Treviso. Dopo 8 giorni di agonia, di lotta tra la vita e la morte, il cuore di Semir ha smesso di battere. Samir era un ragazzo allegro, sempre sorridente, sempre simpatico, non rompe le scatole, però è successo quel che è successo e siamo tutti un po' giù. Nato a Vidor, la famiglia originaria della Macedonia, arrivata in Italia alla fine degli anni 90. Una famiglia chiusa nel dolore e nel riserbo, un via vai di amici e parenti per tutta la giornata nella casa di via Roma a 2 passi dal municipio. Il cordoglio del sindaco, cui la famiglia ha demandato il compito di farsi portavoce del loro momento di lutto. L'ultima volontà di Semir: donare gli organi. Era stata proprio una volontà del ragazzo che nell'ultimo rinnovo della sua carta d'identità aveva deciso appunto di fare questa scelta che io posso condividere, comunque è un bellissimo gesto. La notizia della morte del giovane ha profondamente scosso anche Sandro e Stefano Spagnol, titolari del mobilificio di Mosnigo in cui il giovane lavorava. Abbiamo sperato fino all'ultimo che riuscisse a riprendersi, fanno sapere dall'azienda. Per noi è stato un colpo basso, lo ricordiamo come un gran lavoratore, sempre disponibile. Il lavoro è arrivato dopo aver frequentato l'istituto Scarpa di Conegliano nell'indirizzo elettronico. Il padre ha a lungo lavorato per un'impresa edile, la madre in un'azienda agricola della zona. Semir lascia un fratello e una sorella più piccoli. E nel campo di rugby di Villorba i funerali di Leonardo Florian, il 24enne giocatore morto il 7 marzo scorso, stroncato da un malore improvviso in casa. L'autopsia ha rivelato che Leonardo è deceduto per cause naturali e ci vorranno ora almeno 3 mesi per conoscere con esattezza cosa possa avere provocato questo decesso. Leonardo era stato trovato in affanno dal fratello più giovane, subito soccorso da mamma e papà che a turno hanno praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo dei sanitari, che però purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In rispetto del loro amico e compagno, la squadra domenica scorsa non ha giocato.
E a Mareno l'ultimo saluto a Marica Loprese, la studentessa 19enne che è morta in un incidente stradale accaduto sabato sera lungo la bretella A28 a Pianzano di Godega di Sant'Urbano. La chiesa di Santa Maria a Mareno non riesce ad accogliere le tante persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta Marica. Ci sono i compagni di scuola dell'istituto Marco Fanno di Conegliano, gli amici di sempre e poi tanti cittadini, tutti stretti intorno a mamma Sonia, papà Roberto e al fratello Fabio. Fuori dalla chiesa un grande striscione, un cuore rosso e un ciao Marica che la comunità di Mareno le ha voluto dedicare. Ad officiare la cerimonia Don Walter Gatti, precedente parroco di Santa Maria, che ha conosciuto bene Marica, condividendo con lei 12 anni di attività in parrocchia. Resta lo sconcerto di fronte ad una tragedia che al nostro pensiero è inaccettabile, che lascia profonde ferite nel nostro animo e che costituisce una dura prova anche per la nostra fede. Toccante la lettera che mamma Sonia ha voluto dedicare alla sua Marica. Quando ti prendevo un regalo ti scrivevo un bigliettino per dirti quanto ti volevo bene. Ti prometto che continuerò a farlo ogni tuo compleanno e le conserverò nel tuo cassetto in camera e nel mio cuore. Sei stata una figlia meravigliosa, eri e sarai per sempre la nostra principessa. Sin da piccola mi hai aiutata in tutto. Avevi solo 19 anni, ma eri già una donna. Siamo orgogliosi di te e lo saremo sempre. Marica, sei stata la gioia più grande della mia vita, della nostra vita. Io e papà ti abbiamo desiderata tantissimo. Marica, amore mio, piccolina mia, non aver paura, non sentirti sola, non piangere più, non sentirti abbandonata. La mamma è sempre qua che ti abbraccia, ti tengo stretta. Sono poi le compagne dell'asilo e gli amici della quarta A salutare così Marica. Non so come ringraziarti per avermi insegnato il vero significato dell'amicizia e della lealtà. Ti sarò per sempre riconoscente per la tua vicinanza e presenza costante. Continua a sorridere da lassù e brilla con tutta la tua luce, stellina mia. Io qua giù cercherò di realizzare i miei sogni anche per te, per renderti fiera ed orgogliosa di me. Sei speciale, non dimenticartelo, ti voglio bene tua Chiara. Sei una ragazza dolce e con un cuore immenso, una ragazza che riesce a trasmettere felicità con una semplice risata, che nessuno di noi dimenticherà mai. Una risata contagiosa, una di quelle che anche se gli altri non sapevano il motivo per cui ridevi, sentendola ridevano anche loro con te. Al termine della funzione gli amici si sono stretti intorno al feretro, lasciando volare in cielo palloncini bianchi e rosa per il loro ultimo saluto a Marica. Il ministro degli interni Piantedosi contro le mamme arcobaleno dopo la sentenza del Tribunale di Padova che confermava le iscrizioni dei bimbi figli di due mamme. Il Ministero dell'Interno decide di fare ricorso. Il Ministero dell'Interno ha presentato i ricorsi contro le sentenze del Tribunale di Padova che lo scorso 5 marzo aveva rigettato i ricorsi fatti dalla Procura contro gli atti di nascita registrati dal sindaco Giordani con il nome della seconda mamma non biologica ma intenzionale per i 37 bambini iscritti all'anagrafe del Comune di Padova dal 2017. Un atto che le mamme arcobaleno si aspettavano nonostante la gioia del primo verdetto del Tribunale che dava loro ragione mantenendo di fatto l'iscrizione all'anagrafe di entrambe le mamme. Il Viminale ha dato mandato all'Avvocatura distrettuale del Veneto di impugnare le sentenze del Tribunale che riguardano tutti e 37 ricorsi padovani. L'Avvocatura di Stato si rifà una sentenza già pronunciata a Milano in cui la Corte d'Appello aveva accolto la richiesta di rettifica degli atti di nascita cancellando il cognome della seconda mamma. Il Tribunale lo scorso marzo aveva dichiarato inammissibili i ricorsi della Procura che chiedevano la rettifica degli atti di nascita cancellando il cognome della seconda mamma perché riguardava una questione di status del figlio. Sono sempre più frequenti i disturbi alimentari, sono patologie gravi che riguardano anche persone giovanissime e domani c'è proprio la giornata del fiocchetto lilla, vediamo.
15 marzo, giornata nazionale del fiocchetto lilla per sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare. Patologie subdole che, se non curate a dovere o ancor peggio sottovalutate, possono portare anche alla morte. Si chiamano anoressia, bulimia, alimentazione incontrollata. L'età di chi soffre di DCA si abbassa sempre di più, andando a coinvolgere anche bambine e bambini di 9-10 anni. Fondamentale riconoscere il disturbo prima possibile e avvalersi del supporto di professionisti. A Vicenza è attivo il centro DCA che segue l'intera provincia, le 2 ULSS, 7 Pedemontana e 8 Berica, con numeri in netta crescita. In questo momento nell'ULSS abbiamo l'ambulatorio qui a Vicenza, uno a Thiene, uno a Bassano e siamo collegati in rete. In questo momento il nostro centro ha circa 450 prese in carico, diciamo, casi che seguiamo. E nello scorso anno sono stati circa 200 i nuovi casi. Sono dei disturbi che faranno soffrire il ragazzo, la ragazza che ne soffre, la famiglia è sempre coinvolta e i disturbi in casi per fortuna minoritari ma possono avere veramente delle complicanze molto importanti a livello fisico e psichico. Allora queste giornate servono a dare una maggior consapevolezza, a dare un'informazione corretta anche agli stessi colleghi, ai medici di base, ai pediatri che debbono saper affrontare in maniera diversa da anni fa questa patologia. Altra informazione importantissima è nei confronti degli insegnanti che adesso si trovano magari nella stessa classe ad avere più di una ragazza che ha problemi di questo tipo. Gli insegnanti molto spesso chiedono aiuto e chiedono anche qui di potersi interfacciare in maniera corretta con chi poi tratterà i disturbi. Sì, disturbi, anoressia, bulimia, appunto altre patologie, ma poi ci sono i peccati di gola e man mano che ci si avvicina a Pasqua gli amanti del cioccolato iniziano così a immaginare le cornie preferite, però paradossalmente c'è una fabbrica di cioccolato che sta chiudendo i battenti. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani. Che succede, Chiara? Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo a Nove nel laboratorio di Walter Marcon insieme al collega Renzo Rigon. Chiude, sì, in realtà praticamente ha finito quasi la produzione. Come vedete il signor Walter Marcon, che è un maestro cioccolatiere, sta rifinendo queste ultime uova al latte con questa copertura con cioccolato bianco, che è un cioccolato molto particolare. In realtà non so se vedete, hanno mandato me, probabilmente chissà perché sono una particolare golosa ed è il posto giusto per i golosi, vero Walter Marcon? Avete quasi finito la produzione? Sì, stiamo ormai ultimando un'altra settimana e poi ci dedicheremo a chi vuole portarci le loro sorprese, perché c'è sempre chi vuole personalizzare l'uovo e quindi molte persone portano anche oggetti anche di valore e quindi le ultime settimane sarà proprio per questo, dedicato a queste persone. Ecco, vorrei farvi vedere le uova che abbiamo qui. Allora, il collega sta inquadrando queste uova che hanno quali caratteristiche? Sì, quello è il classico nocciolato che da anni diremmo è il nostro cavallo di battaglia, è un uovo buonissimo perché dalla tostatura delle nocciole e poi quando lo lavoriamo con l'uovo cerchiamo sempre anche la tostatura di farla all'ultimo momento perché racchiude tutta la bontà della nocciola, insomma. Ecco, vi farei vedere anche questo uovo che non so se si riesce a vedere in televisione, ma ha proprio questi riflessi tipo brillantini. Questo è un uovo molto particolare, è una lavorazione davvero importante. Sì, questo qua praticamente è un uovo, noi lo chiamiamo, perché è tutto un attimo le forme particolari, lo chiamiamo Dubai e questo è un uovo che per fare questo effetto del velluto e poi un po' vi messo spruzzato un po' d'oro, è praticamente un uovo che bisogna metterlo in congelatore per un'oretta, 3/4 d'ora
e poi viene spruzzato da questo prodotto che dà questo effetto vellutato. C'è davvero grande sapienza e grande maestria che il signor Walter sta trasmettendo anche a Samantha. Per fortuna qualcuno vuole continuare questo mestiere, era un po' preoccupato qualche tempo fa. Sì, diremmo che il mondo giovanile purtroppo, nonostante io abbia anche insegnato in qualche istituto alberghiero, però c'è grande frequenza, ma dopo alla fine restano pochissimi ragazzi. Questo è un problema che si incontra un po' in tutti i lavori oggi, specialmente i lavori. Io dicevo sempre ai ragazzi: guardate che quando i vostri amici faranno festa voi dovete lavorare, e purtroppo è così, perché è sempre più difficile trovare chi lavora il sabato e la domenica. Ecco, vorrei chiudere proprio raccontandovi questa cosa. Le uova di Pasqua si iniziano a produrre dopo Natale, cioè è una produzione molto lunga. Sì, diremmo che noi siamo abbastanza fortunati, perché dando molta qualità. È un peccato perché quest'anno i prezzi sono un attimo schizzati, perché trovare il prodotto è sempre più difficile, perché la produzione di fave e di cacao è stata molto ristretta, quindi quest'anno c'è questo problema di riuscire a trovare la materia prima. Ecco, ci ha dedicato anche un uovo un signor Marcon. Direttore, te lo facciamo vedere, anche perché anche questo è un uovo particolare, mezzo fondente, mezzo al latte. Ecco, guarda, con l'inquadratura di questo uovo che Walter Marcon ha proprio dedicato a Rete Veneta, io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Samantha e Walter Marcon, ringrazio anche il collega Renzo Rigon da 9, ti restituisco la linea. Grazie molte. Però Chiara, volevo capire, siccome mi stavo leccando i baffi e mi sono distratto un attimo, se l'attività cessa oppure no. E grazie tante per questo uovo con il logo di Rete Veneta, davvero straordinario, grazie molte. Allora no, aspetta, te lo facciamo dire dalla viva voce di Walter Marcon. No, hanno finito di produrle o quasi, insomma, ovviamente voi continuate con questa attività. Sì, certamente. È la passione che ci porta dopo tanti anni. Sono 53 anni, perché io ho aperto l'attività che avevo non ancora 18 anni, quindi diremmo che la passione c'è ancora, insomma, ecco. Tra l'altro, insomma, è un'attività in cui c'è continua innovazione, c'è continua ricerca, c'è ricerca anche a livello di materiali. Appunto, quando sono entrata, direttore, ho chiesto a Samantha: ma sei una figlia? No, ho detto io, mi piacerebbe fare questo mestiere, quindi abbiamo anche la giovane generazione a cui si sta tramandando la sapienza, perché vi assicuro, noi siamo stati qui ovviamente un po' prima della diretta e c'è maestria in qualsiasi cosa che qui sia fatta, con un'abilità di lavorazione, ma anche di intuizione della lavorazione del materiale, tutto molto preciso, ovviamente niente lasciato al caso qui. Sì, importante adesso che siano i figli che continuano questa, anche se con fatica, perché purtroppo il mondo è cambiato e non è più quello che c'erano anni addietro, ma purtroppo bisogna tenere duro. Se c'è la passione si va avanti, insomma, ecco. Sono le belle realtà che hanno fatto grande, che caratterizzano il nostro Veneto, direttore. Grazie Chiara, avevamo capito male, quindi avremmo dovuto modificare il titolo. Allora precisiamo che l'attività va avanti, magari si prenderà una vacanza dopo questo tour de force pasquale, ecco, da quel punto di vista lì chiuderanno. Grazie molte a Chiara Gaiani. Andiamo avanti passiamo alla carne, ma purtroppo per il sequestro della carne positiva al virus della peste suina africana abbiamo chiesto ad un'esperta dell'ULSS quali rischi ci possono essere per l'uomo e gli animali. Giustamente c'è preoccupazione, però non è un virus che colpisce l'uomo. Cos'è avvenuto? Che sono stati controllati degli alimenti di origine animale, delle carni, in depositi e in ristoranti. La carne positiva al virus della peste suina africana, sequestrata durante i controlli messi in campo a febbraio dai carabinieri del NAS insieme al SIAN e al servizio veterinario dell'USL 6 Ugani, era destinata ad alcuni ristoranti etnici a Padova. Il patogeno è stato riscontrato in alcuni prodotti lavorati come le salsicce. Anche se non è pericoloso per l'uomo, bisogna sempre prestare attenzione alla provenienza degli alimenti.
È importantissimo leggere l'etichetta. Oppure nelle carni fresche non c'è un'etichetta completa, però è sempre indicata l'origine della carne oppure dove è stato allevato e macellato l'animale. Bisogna evitare che il virus, che si trasmette tra i suidi, entri in contatto con altri animali selvatici o domestici e che arrivi agli allevamenti. Se ciò avvenisse avrebbe gravi conseguenze per la produzione e l'export di carni. Ci sono delle stime per cui si ridurrebbe il PIL anche del 4-5% se fossero bloccate le esportazioni di prodotti a base di carne suina, in particolare i prosciutti crudi. Allora, per quanto riguarda gli animali, noi abbiamo una forte attenzione per i cinghiali, quindi i primi selvatici che potrebbero essere interessati. Focolai tra i cinghiali sono stati riscontrati in Lazio, Liguria e Piemonte, ma non in Veneto, quindi bisogna fare molta attenzione. Quando si va in campagna per un picnic, evitare di lasciare rifiuti incustoditi, perché potrebbero attirare selvatici. Nel caso remoto ci fosse il virus della peste suina, africana, questo contaminerebbe i selvatici e sarebbe occasione di diffusione del virus. Il virus è molto resistente, per cui può rimanere nel terreno, nell'ambiente anche per giorni e settimane. Controlli dei carabinieri e siamo a Vicenza sul territorio in provincia con lavoratori non in regola ed è scattata una maximulta per un'azienda metalmeccanica. Controllo dei carabinieri in un'attività artigianale operante nel settore della metalmeccanica nella provincia di Vicenza, all'esito del quale sono emerse violazioni sia di carattere penale che amministrativo, soprattutto relative all'inosservanza delle norme della sicurezza sul posto di lavoro e della formazione dei lavoratori. Nello specifico i militari hanno accertato che nell'azienda erano impiegati 2 stranieri non in regola e illegalmente presenti nel territorio nazionale. Il datore di lavoro è stato denunciato per occupazione di lavoratori stranieri irregolari, mentre questi ultimi sono stati deferiti per soggiorno illegale nel territorio nazionale. Al titolare dell'azienda sono state contestate inoltre sanzioni amministrative per un totale di oltre 22.000 euro. Per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro, infine è stato applicato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Contrasto al lavoro nero anche nel Bellunese, dove è stato chiuso un cantiere. Quei lavoratori in bilico e senza protezioni sul tetto del fabbricato in Viale Sommariva ad Agordo non erano passati inosservati. Un cittadino, nel giorno stesso dell'avvio del cantiere per la demolizione dell'immobile, aveva scattato una foto e Radio Più aveva raccolto la sua amara riflessione. Ma è questa la sicurezza sul lavoro? Nessuna impalcatura, nessun casco di protezione né imbragatura per i lavori in quota. E intanto continuano a morire nei cantieri. Detto, fatto. I controlli sono scattati immediatamente. Personale della Guardia di Finanza e dello Spisal si sono presentati al responsabile dell'impresa incaricata della demolizione dell'edificio, sede un tempo di una scuola guida e di un negozio di sanitarie e caldaie a pochi passi dalla scuola media Pertile. L'intervento congiunto ha rilevato non solo gravi e plurime condotte omissive a carico di molteplici datori di lavoro e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ma anche di scoprire 2 lavoratori in nero. Il cantiere è stato immediatamente chiuso e ora spetterà alla magistratura di Belluno valutare le contravvenzioni. Ma sul lavoro nero da inizio anno le fiamme gialle del comando di via Mezzaterra non hanno fatto sconti. I controlli serrati hanno prodotto provvedimenti di sospensione dell'attività presentati all'Ispettorato del Lavoro per un albergo in Agordino che aveva dato lavoro a una cameriera e a un cuoco barista senza contratto. Il titolare è stato denunciato anche per l'impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno. Nel Bellunese è stato rilevato l'illecito distacco di un dipendente a società collegata nel settore manifatturiero. Distaccante e distaccatario hanno già corrisposto la sanzione complessiva di 3.300 euro. Sempre in provincia, nel settore della ristorazione, sono stati scoperti 3 lavoratori in nero impiegati in altrettanti esercizi commerciali. Servizio di Tiziana Bolognani, adesso parliamo di Pedemontana e soprattutto dei costi della Pedemontana. Secondo Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, questa grande arteria è un affare solo per il consorzio SIS. Sentiamo.
100 milioni di euro di buco l'anno per 39 anni la durata della convenzione vuol dire che alla fine rischiamo di avere 8 miliardi di euro di buco. Questo è il capolavoro dell'amministrazione Zaia. Questo è una palla al piede per tutti i cittadini. Superstrada Pedemontana Veneta, un disastro economico per le casse della regione. Così il consigliere regionale del PD Veneto, Andrea Zanoni, che mette in fila i costi e le entrate dell'infrastruttura per tirare poi le somme del bilancio dell'opera. E i conti sono presto fatti. Dicono che la superstrada Pedemontana Veneta sia conveniente. Sì, è conveniente, ma solo per il privato, che riceverà dalla regione ben 12 miliardi di euro in 39 canoni medi ogni anno di 300 milioni di euro. In cambio la regione cosa fa? Si prende gli introiti dei pedaggi, ma gli introiti dei pedaggi nel 2023 sono stati di 63 milioni di euro. Supponiamo che arrivino anche a 100 milioni di euro l'anno con l'ultimo pezzo di superstrada. Questo vuol dire comunque che su 300 milioni di euro l'anno medio che dobbiamo dare al privato ne incassiamo 100 e vuol dire che abbiamo ogni anno un buco di 200 milioni di euro. Ma rivediamo insieme le cifre snocciolate da Zanoni. 12 miliardi di euro è il canone totale dovuto alla concessionaria, suddiviso in quote da circa 300 milioni. Una somma che dovrebbe essere coperta dai pedaggi, ma al momento gli incassi sono ben lontani e il buco annuale potrebbe aggirarsi intorno ai 200 milioni di euro. È una palla al piede per tutti i cittadini del Veneto, perché per coprire questo buco milionario ogni anno per 39 anni fino al 2064 dovranno fare dei tagli alla sanità, dei tagli ai trasporti, dei tagli alla sicurezza stradale. Quindi è un disastro per le casse della Regione Veneto. Andiamo in pubblicità 2 minuti e torniamo subito con Focus TG. State con noi. Incontro a Padova tra il governatore Luca Zaia e il segretario della Lega Matteo Salvini, ma c'è un altro Zaia che sta circolando, non è soltanto un sosia, è una goccia, sono 2 gocce d'acqua. Questo Davide Veronese con il presidente Luca Zaia si assomigliano moltissimo e Davide Veronese lo imita per lavoro, viene invitato a feste, a sagre, ad incontri anche pubblici e si presenta sotto non le mentite spoglie, ma vestito proprio come il governatore. E in un'intervista al Corriere del Veneto, avete visto nel titolo, dice: datemi il terzo mandato, se no, date a Zaia il terzo mandato, se no è a rischio la mia carriera. Una bella intervista sul Corriere del Veneto e sulla politica, in particolare sul terzo mandato, sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella. Con la votazione di ieri si chiude una fase che sarà destinata a creare in Veneto un quadro molto complicato tra le forze di centrodestra e noi come Partito Democratico ci candidiamo ad essere protagonisti di questa nuova fase. Per il senatore Martella la bocciatura in aula a Palazzo Madama dell'emendamento della Lega che il PD aveva battezzato Salva Zaia mette la parola fine ad una vicenda che un mese fa aveva visto un primo no da parte della Commissione Affari Costituzionali. Il risultato è che la Lega è stata isolata, che la maggioranza si è divisa anche su questo punto come su tante altre questioni che sono sotto gli occhi di tutti. Nell'emendamento anche la proposta poi ritirata dell'eliminazione dei ballottaggi nei comuni sopra i 15.000 abitanti per i sindaci che al primo turno superavano il 40% dei voti. Penso che sia una cosa giusta perché il nostro sistema istituzionale, la nostra democrazia ha bisogno di regole certe che non possono essere cambiate in corsa. Quanto accaduto in Senato per Martella è un chiaro segnale politico di un'alleanza tra Fratelli d'Italia e Lega che si tiene, dice il segretario regionale Dem, con un collante che è il potere, ma le divisioni sono sempre più grandi. Basta vedere cosa sta succedendo nella nostra regione.
Basta vedere il dibattito che c'è su grandi temi, c'è uno scontro di potere sul futuro. Chi si candiderà ad essere presidente della regione? Sarà uno di Fratelli d'Italia? La Lega lo rivendica per sé. Questo determinerà uno scontro. In Veneto si chiude una stagione politica durata 30 anni tra Galan e Zaia e che se ne può aprire un'altra. Le indagini sulla morte del giardiniere albanese ucciso in un bosco a Paderno del Grappa da un 17enne a coltellate. Andiamo di nuovo in diretta da Daniela Sizia. Buongiorno di nuovo direttore, ti faccio vedere proprio qui, questa è la strada che il 17enne ha percorso dopo aver ucciso Bledar Dedia a piedi, perché quello è il bosco, è via dei Colli dove è stato trovato il corpo del 39enne albanese. Lui ha fatto questa strada a piedi, poi ha preso la strada questa qui principale, vediamo Simone Merlo che se mi segue, eccolo qui, ha fatto questa strada qui principale fino ad un certo punto, forse metà strada, da qui a Crespano sono davvero pochissimi chilometri. Qui ha chiesto un passaggio ad un automobilista che lo ha preso, portato su e lo ha portato fino a una fermata dell'autobus, ed è stato proprio una di queste telecamere di sorveglianza che lo ha ripreso mentre lui camminava. Da qui al cimitero dove ha gettato poi il coltello sono pochissimi chilometri, quindi probabilmente lui ha fatto questa strada, è arrivato fino al cimitero, ha preso questa strada pedonale fino al cimitero di Crespano e lì ha gettato il coltello. Non sappiamo ancora se qualcosa è stato trovato, perché la zona, come vi avevo detto, è impervia e fra l'altro è anche molto vasta perché è davvero un piccolo bosco e ovviamente ci dicevano gli investigatori che se non dovessero trovare nulla in quella zona proseguiranno comunque le ricerche anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, per vedere se poi le dichiarazioni che lui ha reso davanti ai magistrati sono delle dichiarazioni insomma vere. Per il momento il 17enne si trova nel carcere di Treviso dove è stato convalidato l'arresto e lui rimane in carcere. Questo dunque qui dalla zona che fa davvero pensare, perché il percorso che lui ha fatto a piedi è poco. All'andata era andato proprio con la sua vittima e poi il ritorno l'ha fatto da solo, a piedi con un taglio fra l'altro nella mano perché si era ferito mentre colpiva Bledar e il giorno dopo o la sera stessa era andato in ospedale per farsi curare, per farsi medicare questo taglio, dicendo che si era ferito a casa. Queste dunque le notizie, siamo in attesa di capire se è stato trovato qualcosa, ovviamente cercheremo anche nel corso del telegiornale di questa sera di darvi qualche aggiornamento in più. Direttore, a te la linea. Grazie molte alla nostra inviata Daniela Sizia e molto spesso giovani sono i protagonisti di gravi fatti di cronaca, tra questi le aggressioni tra baby gang a Zero Branco, un'iniziativa per incentivare l'autodifesa. Si rivolge a tutti, in primo luogo alle donne, ma possono essere anche casi di ragazzi, per esempio, vittime di bullismo, a tutti coloro che possono nella loro vita trovarsi in una situazione di incorrere in aggressioni. La consapevolezza di avere degli strumenti per difendersi può dare alla persona maggiore sicurezza. Come comportarsi in caso di aggressioni, teoria ma anche pratica, racconta molto dei tempi che stiamo vivendo la serata informativa che mercoledì prossimo si terrà a Zero Branco con l'esperto di autodifesa Roberto Spano. A organizzarla il Comune con l'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato e la Commissione Intercomunale Pari Opportunità. L'obiettivo è quello di limitare i danni, di imparare quei piccoli trucchi che possono consentire alla persona di difendersi fisicamente, difendere la propria incolumità in caso di aggressione da parte di estranei, di malintenzionati, che siano aggressioni in casa, che siano aggressioni di genere, che siano aggressioni
in qualsiasi campo. Baby gang, bullismo, violenza di genere, ma anche ladri e rapinatori. Non si tratta di farsi giustizia da sé, precisa D'Angelo, ex generale da tempo impegnato in progetti di sicurezza partecipata. La serata in sala consiliare è aperta a tutti, con l'invito a vestirsi comodi. Io mi sto interessando da anni al discorso della sicurezza partecipata e del controllo di vicinato. La sicurezza è un qualcosa che riguarda tutti, non possiamo solo delegarla agli altri. Ognuno deve fare quello che può per rendere più sicura la propria esistenza, la propria casa, la casa e l'esistenza dei propri vicini. La sicurezza deve essere un patrimonio condiviso della collettività. E a Treviso il comandante della polizia locale Andrea Gallo ha fatto il punto dell'operazione Quartieri Sicuri, che è partita un anno fa con una massiccia presenza di agenti della polizia locale nelle zone più degradate. In totale sono state 150 le operazioni che si sono svolte in tutti i quartieri di Treviso e 250 le persone che sono state identificate, 20 delle quali sono state poi deferite all'autorità amministrativa in quanto trovate in possesso di sostanza stupefacente. È il bilancio della polizia locale ad un anno dall'inizio dell'operazione Quartieri Sicuri. Una risposta concreta anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, collaborazione di fondamentale importanza perché permette di effettuare controlli mirati in quelle aree dove si possono verificare situazioni di spaccio di stupefacenti, fa sapere il comandante Andrea Gallo. Operazioni degli agenti di polizia che hanno portato a termine anche una serie di controlli e interventi sulle zone in cui erano state segnalate attività di spaccio in via Terraglio a San Zeno e alcune zone del quartiere di San Liberale. Gli agenti del nucleo di pronto intervento, supportati dall'unità cinofila con il cane antidroga Luca, hanno intercettato 2 uomini in possesso di dosi di hashish. Per questo i 2 soggetti sono stati segnalati all'autorità amministrativa. E proprio all'indomani della notizia della chiamata da parte del sindaco Conte ai consoli delle comunità straniere attorno a un tavolo per favorire l'integrazione e cercare di arginare gli episodi di violenza e microcriminalità, la polizia locale rende noto che è già in programma un rafforzamento della presenza di uomini e pattuglie in piazza Borsa, soprattutto negli orari di chiusura dei negozi, e una presenza sistematica nella zona del sottopasso ferroviario a seguito delle segnalazioni di situazioni di insicurezza da parte dei cittadini. Il rischio valanghe è molto elevato e si sono salvati per miracolo 2 sci alpinisti che stavano risalendo a piedi la Forcella Adi sulla Croda da Lago a Cortina d'Ampezzo. Una escursione studiata a tavolino, manto nevoso, temperatura, vento, pericolo valanghe di grado moderato, segnava il bollettino dell'ARPAV, ma come ben ripetono gli esperti del soccorso alpino, il rischio in montagna è sempre dietro l'angolo, pure per una guida alpina esperta come Mauro Zannoni, 51 anni, che stamattina accompagnava 2 sci alpinisti della provincia di Ravenna. La meta era Forcella Adi, una salita ripida che si affronta con gli sci in spalla nel massiccio della Croda da Lago ai piedi della Val Formina in Ampezzo. D'un tratto, attorno alle 10:20, un'enorme massa di neve ha travolto, ferendoli, la guida alpina e uno dei 2 clienti, un 47enne di Faenza. Il terzo compagno di escursione è riuscito a rimanere al margine dell'impressionante massa di neve immortalata in uno scatto dal soccorso alpino senza riportare alcuna conseguenza. L'uomo ha lanciato l'allarme e subito si è prodigato ad aiutare i compagni, trascinati per una 60 di metri circa, ma rimasti fortunatamente sulla superficie della valanga, dalla quale sono riusciti ad estrarsi. L'elicottero del SUEM è volato verso Croda da Lago con l'unità cinofila di valanga. I soccorritori hanno subito prestato le prime cure ai 2 sciatori e entrambi, con un possibile politrauma ciascuno, sono stati trasportati all'ospedale di Belluno, mentre il loro compagno illeso è rientrato autonomamente con gli sci. La superficie della valanga è stata bonificata in via precauzionale per escludere il coinvolgimento di altre persone. Come detto in questi giorni, l'ARPAV segnala un pericolo valanghe moderato di grado 2 che diventa marcato oltre il limite del bosco a partire dalla tarda mattinata. Nell'ultimo bollettino emesso mercoledì da Arabba si segnala che con il sole le temperature miti saranno più frequenti e possibili, valanghe spontanee di neve recente alla base delle rocce e lungo i canali e versanti abituali in tutte le esposizioni, che è quanto accaduto puntualmente stamattina nelle Dolomiti d'Ampezzo e che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Andiamo in pubblicità adesso, ma prima vi segnaliamo un importante convegno, La strada amica o nemica, moderato da Mirella Tuzzato, domenica 17 marzo 2024 alle 17:30 all'ippodromo del Sant'Artemio. Le testimonianze dei familiari, i racconti delle mamme
dei ragazzi che sono stati coinvolti in questi incidenti, tanti ospiti, tra gli altri Antonio Foiadelli, Marianna Martini, psicologa del traffico, e poi formatori di sicurezza come Paolo Montefrancesco e altri ancora, con Mirella Tuzzato che modera questo dibattito domenica 17 marzo all'Ippodromo Sant'Artemio. Pubblicità e poi saremo in diretta collegati con il costituzionalista professor Mario Bertolissi. Parleremo ovviamente di autonomia. Tra poco state con noi. Colleghiamo tra pochissimo con il professor Mario Bertolissi, ma intanto vediamo cosa ha detto il padre di Giulia Cecchettin Gino, che sta presentando il suo libro Cara Giulia. Sentiamo cosa ha detto. Per me è sempre un dolore. Ricordo che un qualsiasi tipo di evento per me fa male. Però lo faccio perché Giulia ha segnato un po' una svolta, la prima nella mia vita, l'evento più triste di tutta la mia vita, ma mi ha fatto prendere coscienza. La consapevolezza di cui parlava prima l'onorevole Semenzato mi è arrivata in un botto, un giorno di novembre, e da lì ho deciso che ho il dovere morale come cittadino di far qualcosa, perché ho capito che Giulia nella sua semplicità, nel suo amore, aveva scardinato qualcosa. Per me l'importante è portare avanti il messaggio con qualcosa di concreto. Stiamo lavorando ad una fondazione e vorremmo farla il più inclusiva possibile, cercando di portare tra i soci fondatori anche degli enti. Stiamo lavorando con le regioni, con le province, con i comuni, anche con le università. Lo scopo sarebbe quello di aiutare delle associazioni che già sono operative e poi fare formazione, chiaramente creare dei team di professionisti per far formazione nelle scuole, perché lì nel futuro vediamo quello che poi potrebbe essere il vero punto di svolta. Quindi i miei sforzi saranno atti a quello, oltre a portare avanti ovviamente la mia attività professionale che dà modo di sostenere la mia famiglia, e la motivazione arriva tutto da quell'essere magnifico che era mia figlia, che tutti i giorni non smetto di ricordare, anche in attività e in occasioni come queste. Un uomo coraggioso che ha reagito in questo modo nella lotta contro la violenza alle donne ad un trauma tremendo per un padre. Adesso andiamo subito dal professor Mario Bertolissi, che ringrazio molto, costituzionalista. Devo dire che ci vuole altrettanto coraggio, ovviamente voltando pagina, per portare avanti delle riforme in questo Paese. Professore, parliamo di autonomia e c'è l'aspetto politico con quanto oggi hanno pubblicato i giornali su dei nuovi paletti tra le ruote dell'autonomia che andrebbe avanti, ma solo dopo le europee, con relative politiche. Ma all'illustre giurista vorrei chiedere, dal punto di vista tecnico, a che punto è questo DDL Calderoli, che è arrivato in Parlamento, è già stato votato in Senato. Cosa ci può dire, professore? Ma io posso dire questo, non so se considerarla una novità oppure no, ma forse è una novità. Per l'esperienza diretta che ho fatto nei mesi di giugno, da circa metà giugno fino al 31 ottobre, nell'ambito della commissione presieduta dal professor Cassese. Dopo anni e anni di silenzio più che altro di non operatività e di incapacità di produrre qualche cosa di utile,
Si è lavorato anche durante l'estate, quindi ivi compreso il mese di agosto, e il 31 di ottobre è stato consegnato tutto quello che serve per poter procedere in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti ai diritti civili e sociali. Se è vero che per anni e anni e anni, perché questa disposizione è entrata in vigore nel 2001, non si è fatto nulla e nel giro di qualche mese, compresa l'estate, si è fatto, oserei dire, tutto quello che serve, allora il problema si risolve soltanto da un punto di vista pratico. Si vuol fare o non si vuole fare? Ecco, le cose sono difficili. Tutto è difficile, tutto è facile, dipende se si ha voglia di lavorare, se c'è una motivazione, se si pensa, ad esempio, che il pluralismo e l'autonomia sia un valore, sempre autonomia abbinata alla parola responsabilità. Quindi, di nuovo, c'è questo, che questa benedetta commissione ha lavorato, ha prodotto rapidamente quello che era stato richiesto dalla legge finanziaria per il 2023, ha rispettato millimetricamente i termini, ora le carte le ha in mano la Commissione sui fabbisogni standard e anche la cabina di regia che è formata, diciamo così, dal personale politico, specie dai ministri. Ecco, poi, come lei ha detto, il disegno di legge quadro si trova presso il Senato, ma lì siamo sempre sul dialogo sui massimi sistemi, quindi discorso sul sesso degli angeli, se siano tutti maschi, se ci siano anche femmine, via di questo passo. Ecco, operativamente parlando io le ho dato una notizia che è una notizia, credo, importante, perché va al cuore del problema. Poi, dato che ci ho lavorato e dato che ho lavorato anche tutto il mese di agosto, sono un testimone e ho prodotto anche un lavoro che è uscito su una rivista nostra dedicata all'ambiente, perché il mio sottogruppo doveva occuparsi di energia e di ambiente. Ecco, basta volere, aver voglia di lavorare, si fa. Professore, tra i suoi tanti libri vorrei citare quello sulla libertà e l'ordine delle autonomie, con l'esempio di Silvio Trentin. Che esempio ha dato Trentin e quale esempio dovrebbero seguire i nostri parlamentari? Ecco, sarebbe bene che si leggessero. Grazie direttore, perché potevo immaginarmi tutto meno che lei mi ricordasse questo lavoro che ho fatto in margine a una produzione straordinaria di Silvio Trentin. Silvio Trentin era originario di San Donà di Piave, voglio anche dire che era un professore universitario, professore ordinario, alle prime avvisaglie, circa quel che avrebbe potuto compiere il fascismo, si è dimesso da professore ordinario. A quel tempo erano pochissimi, quindi era una posizione di prestigio assoluto. Ha venduto quello che aveva in Italia e si è trasferito in Francia. In Francia ha fatto il libraio, dopo essersi avventurato in una vicenda riguardante anche l'acquisto di terreni, così, dove aveva investito quello che aveva liquidato nel suo paese. Dicevo, ha continuato a studiare, a scrivere, ha dato una testimonianza straordinaria. Vede, l'autonomia o la si ha nel DNA oppure è un corpo estraneo. E bisogna amare la libertà. Ricordo che Silvio Trentin, appunto, se n'è andato via verso, mi pare che fosse il 24-25 circa, è tornato nel 1943, è morto poco dopo perché si è ammalato. Ricordo anche che suo figlio è stato Bruno Trentin, segretario generale della Confederazione Italiana del Lavoro. Ecco, queste piccole cose che comunque richiamano tempi passati gloriosi e in modo particolare una figura eminente di giurista proveniente dal Veneto. E approfitto per dire che se uno dice ma da quando abbiamo cominciato a parlare di regioni, guardi, ho ripreso tra le mani il classico manuale di diritto regionale del mio maestro, Livio Paladin, il quale esordisce dicendo: la prima volta che si parla di regioni in senso proprio, cioè con un senso riferibile a quello che poi è stata la scelta fatta dal Costituente, avviene
nel corpo di un regio decreto del 1921 e riguarda che cosa? Le terre liberate, cioè la Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige. Se noi andiamo fuori dal nord-est, tutto si impapocchia perché dobbiamo discutere con persone che usano le stesse parole, ma quelle parole non hanno il medesimo significato, capisce? Quindi non serve il traduttore, no, è come, no, non c'è niente da fare. Sì, come ho detto un istante fa, le stesse parole, ma per uno ha un significato, per un altro ne ha un altro, oppure non ha nessun significato. E le posso fare anche un esempio, che ripeto spesso. La parola ricostruzione ha senso in Friuli, nel mio Friuli, ha senso da qualche altra parte del paese, non ha nessun senso ad esempio nell'Abruzzo, dove l'Aquila si trova ancora, è ancora mezza distrutta e comunque le cronache quotidiane ti dicono che sono molto molto indietro nella ricostruzione. Non parliamo del Belice, ecco, di altre zone del paese. Quindi lì ricostruzione, quando si parla, vuol dire non ricostruzione. Invece in Friuli vuol dire ricostruzione. Capisce, direttore, come stanno le cose? Professore, sorrido, ma ci sarebbe da piangere. Penso a politici, non so, mi viene in mente del rango, viene spesso citato Einaudi. Io vorrei citare Antonio Segni, che da Ministro dell'Agricoltura approvò una legge che danneggiava fortemente i latifondisti. Lui aveva tantissimi terreni agricoli in Sardegna, attraverso questa legge si tirò una clava, una zappa sui piedi, ma lo fece perché era un uomo che pensava, contrariamente a molti altri politici, al bene comune e non ai propri interessi. Professore, siamo lì. Scusi, su questo ricordo, oggi siamo sintonizzati bene, Arturo Carlo Jemolo ricorda che lui, che aveva proposto la riforma agraria, è giunto a questo risultato, ma ha dato il testo del disegno di legge a un illustre professore di diritto agrario con questa commessa: leggilo con grande attenzione e se trovi una disposizione a mio favore, eliminala. Guardi, non poteva esserci conclusione migliore, altri uomini, altri tempi. Purtroppo, professore, grazie infinite per essere stato con noi, è sempre un piacere ascoltare le sue lezioni. No, direttore, l'autonomia è questo, capisce? Il resto sono chiacchiere. Esattamente. Grazie. Grazie professore, grazie professor Mario Bertolissi, a presto, buona giornata, saluto e ringrazio anche i nostri registi Tony Esposito e Italo Morau. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Arrivederci.